In onda la rassegna stampa. Presentata in Parlamento la proposta di legge per escludere qualsiasi risarcimento nei confronti di chi commette determinati reati. Stop a ladri e delinquenti che pretendono di scaricare sulla vittima le conseguenze economiche della propria azione criminale. Il commento del capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, una norma di buonsenso che auspichiamo sia calendarizzata subito. Continua la battaglia della Lega per l'autonomia, bagarre in Senato dove il PD attacca pesantemente il lavoro del ministro Calderoli e del Parlamento sulle preintese con le regioni, tra cui la Lombardia. Replica il segretario Romeo. Siete peggio degli azzeccagarbugli, è chiaro che non volete le riforme per il paese, fatevene una ragione, così come promesso ai cittadini l'autonomia va avanti. Il Senato approva in via definitiva il piano casa, introdotte misure per aiutare giovani, famiglie e lavoratori attraverso il recupero di immobili di edilizia popolare, sburocratizzando e favorendo gli affitti calmierati e coinvolgendo anche i privati col controllo dello Stato. Soddisfatto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Dopo anni di chiacchiere e più di 60.000 case pubbliche oggi vuote, avere i soldi, il personale e la legge che permette di sistemarle è una cosa che mi rende orgoglioso. Niente male però, un TG Lega apparso per la prima volta ieri su Instagram cercando Lega Lombarda, cercando Massimiliano Romeo su Instagram. Buongiorno da Semi Varin, come state? Come state? Vai che siamo al 7 luglio 2026, martedì. Il buongiorno si sente dal Varin, ma si sente anche tanto profumo di vacanze, tanto profumo di gente che mi ascolta dal mare, dalla montagna, dai laghi e che si è portato appresso la radiolina perché sa che Radio Libertà si può ascoltare in tutta Italia con la radio DAB e anche chiaramente con la vostra autoradio che avete in macchina. Schiacciate sul cruscotto DAB, quindi non FM ma DAB, un'altra banda di ricezione, e scoprite che siamo in ordine alfabetico. Radio Libertà vi segue in tutta Italia senza consumare i gigabyte del telefonino. Se invece avete tutto compreso, è ancora più semplice: scaricate l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare e quando volete schiacciate sull'icona e voilà, anche in questo caso ci ascoltate ovunque ci sia campo. Buongiorno anche agli amici che ci seguono da casa sul sito radiolibertà.net. Vi ricordo che sia sul sito che sull'app è possibile sbirciarci anche in televisione, quindi tra pochissimo vedere le prime pagine dei quotidiani che vi trasmetteremo. Stessa cosa su YouTube, su Facebook, soprattutto sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, con migliaia e migliaia di follower. Il buongiorno si sente dal Varin, ma si sente anche da Francesco, che con noi in regia come ogni mattina o quasi, sempre duro e peloso, ma soprattutto i vostri messaggi WhatsApp al 3406709 Ricordate, vecchi e nuovi ascoltatori, questo è il metodo migliore per mettervi in contatto con me in diretta. Un WhatsApp al 3406709 e siete in onda. C'è qualcuno che ci ha pensato già prima che cominciassi la trasmissione e questo mi ha trasmesso il link del famoso film, quello del vigilante cattivo, vietatissimo in Europa. Fammi sentire anche l'audio, cosa dice lui, cosa dice? Scusa, voi non memorizzate i numeri di telefono, quindi sono Albino, ciao. Ciao Albino, grazie, sì, l'avevo capito comunque, grazie del film con sottotitoli in italiano, che noi comunque abbiamo già diffuso, questo vigilante cattivissimo che si fa giustizia da sé, assolutamente da non condividere. Però è un film che va guardato perché ti dimostra cosa sta succedendo in una certa Europa e quanto la gente non sopporti più determinate persone che pensano di essere loro i padroni, che pensano che le nostre leggi non esistano. Ricordate, se volete ricevere questo film basta che mi scriviate al 340-6709-659. Adesso Albino ci ha spedito anche quello già sottotitolato in italiano, ma non esiste una versione italiana, così come, ripeto, non lo potrete vedere da nessuna parte perché è assolutamente sotto censura. Che dite, partiamo? Sì!
C'è roba buona anche oggi sui quotidiani. Sapete bene che Sammy Varin non vi trastullerà con le solite notizie che sono presenti su tutti, ma dico tutti i giornali. Da Trump in poi, vai tranquillo. Sì, vi leggerò la notizia, certo, ma non vi leggerò decine e decine di pagine perché penso che ne abbiate fin sopra i capelli. Lo stesso Sammy Varin, da quanti anni è che vi dico io nei campi di pallone ci voglio coltivare i pomodori? C'è un motivo anche per questo. Mago Varin prevedeva tutto ciò? Probabilmente sì. Intanto fatemi vedere un attimo il vostro quotidiano di riferimento che giustamente titola Le regole del gioco. Fammi vedere la prima pagina del quotidiano comunista, Il Manifesto. Pagare e ancora pagare. Al vertice della NATO che si apre in Turchia, Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare. Tenetevi forte, che va quasi tutta in armi americane. Ma per il segretario generale Rutte è giusto così. Solo la Spagna dice no. Caro Manifesto, anche l'Italia non è stata tanto brava a fare i compiti, è proprio per questo che probabilmente il signor Trump ce l'ha in particolare con la Meloni. Qualcuno oggi comincia a scrivere qualcosa, ma ci vuole molta calma a tirar fuori effettivamente ciò che l'Italia non ha fatto rispetto a ciò che l'America chiedeva di fare. Quindi le regole del gioco, titolo evocativo anche perché Trump è entrato anche nell'ambito dei mondiali, avete capito anche questo. Infatti, solo per dirvi, guarda Libero, la copertina di Libero, espulso. Trump attacca Georgia anche prima del vertice NATO e le sue pressioni ai mondiali fanno infuriare tutti. L'editoriale di Alessandro Sallusti, che non è morto, come qualcuno scriveva ieri. Ragazzi, cioè oggi non c'è veramente più da fidarsi. Su Facebook arrivano notizie veramente pazzesche, schifose, c'è qualcuno poi che ci crede. Da leader a pallone sgonfiato, l'editoriale su Libero di Alessandro Sallusti, naturalmente su quello che è l'argomento del giorno per voi che credete nel calcio, nel pallone, anche se sgonfiato. Il Giornale, altro esempio, nato per sfasciare tutto. Il mondo contro Trump. Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber USA. Scoppia la guerra del calcio. E oggi ad Ankara il Redde Razionem con i leader europei. Nato per sfasciare tutto, il titolo del quotidiano Il Giornale, che come ben sapete, insomma, fino a un po' di tempo fa, un po' filo Trump, come tutti noi, lo era. Subito sotto siamo sempre sul quotidiano Il Giornale. Covid, Conte bleffa. Interrogatemi, ma non si dimette dalla commissione. Messo alle strette, Giuseppe Conte gioca la carta della lettera al presidente della commissione d'inchiesta sul Covid, Marco Lisei, per chiedere di sapere la data della sua audizione. Peccato che si tratti solo di una finta, infatti non si è ancora dimesso dalla commissione stessa. Sul Giornale e su tutti i quotidiani trovate altre sensazioni su questo argomento, anche sul fronte sindaci, lo sapete, ancora una volta i sindaci della Lega sono in pole position in Italia come preferenze, e c'è qualcuno invece che è sceso, signori. La Salis, la sindaca di Genova, sogna da leader, ma come sindaca crolla nel gradimento. L'Antielli è solo 33esima, ma vedremo anche che altri sindaci targati sinistra non stanno andando assolutamente bene. Ne parleremo certamente nel corso di questa rassegna stampa. Adesso però sì, un'occhiata alle agenzie, perché poi vi devo portare in un posto dove non vi ho mai portato così a quest'ora del mattino, e
sono un po' indeciso se farlo, però intanto vediamo l'apertura del sito elettronico del Corriere, perché sono ore importanti. Vertice NATO, tensioni Trump-Meloni, scrive il Corriere anche nella versione cartacea. La linea della Premier non gelida, di più. Quindi vedremo una Meloni non gelida di più nei rapporti con Trump. Chiaramente tutto lo staff sta cercando di preparare questo vertice NATO nel modo migliore, in modo che almeno non si picchino, ecco, meno quello, ma mica con la Meloni, no? Trump non alzerebbe mai le mani su una donna, Comunque, dai, sto scherzando. Contatti con lo staff e, aggiunge il sito del Corriere, tutti contro Donald, frasi inaccettabili. Anche in questo caso pure l'opposizione e pure Conte ha detto frasi inaccettabili, però siamo stati troppo subalterni all'America. E vi dico, già su alcuni quotidiani comunque si fa la differenza spiegando cosa può essere successo nei rapporti tra Meloni e Trump, e quindi le cose che l'Italia non ha fatto, che Trump voleva facesse, o che ha fatto in modo differente, che ha comprato le armi magari non proprio dove doveva comprarle, magari è andata a comprare le armi, che ne so, da una società italo-francese per far lavorare anche la gente italiana, e questa cosa a Trump non è piaciuta, ma è solo un esempio. Intanto c'è pure lo psichiatra interrogato dal Corriere. Questo post mette in ridicolo il presidente USA. Il silenzio di Meloni è una forma di superiorità. Il famoso post dello stalkeraggio che Trump avrebbe subito dalla Meloni, e quindi per lei la richiesta di un ordine restrittivo. Gli mettiamo il braccialetto? Sai che mai avrei pensato di leggere queste cose sui quotidiani, ragazzi. E d'altronde ci siamo sbagliati su Trump, ci siamo sbagliati, o non completamente, ma sicuramente inizialmente avevamo altri pensieri, pensavamo davvero in modo più positivo. Ora i pensieri sono assolutamente liberi di vagare. Un tempo certe frasi venivano dette all'interno degli staff, se li dicevano null'altro i leader, ma non uscivano mai sulla stampa, rimanevano chiusi e richiusi. E adesso qualunque frase viene spiaccicata su Trust, quel social che si è comprato e inventato Trump, e diventano di dominio pubblico. Ma misteri, apparizioni, sparizioni. Fatto sta, signori, che sto facendo una cosa che non ho mai fatto in vita mia. Voglio cominciare questa rassegna stampa, tenetevi forte, con Repubblica. Sì, lo voglio. Repubblica, perché? Lo sapete bene, se lo faccio c'è un motivo. Non mi spegnete, cazzo, mi stanno già spegnendo, Francesco. No, non leggo Repubblica, va bene, leggo la verità. La verità, guarda come ti imbroglio gli ascoltatori, e guardate, sono sulla verità. Guarda che mi ha sbattuto fuori il computer immediatamente, si è accorto che voglio imbrogliare gli ascoltatori, bastardo pure lui. Conto corrente postale, adesso recito il mantra, conto corrente postale 37671294, ripetete con me, fratelli, 37671294, intestato a Radio Libertà. Aiutate Radio Libertà ad avere un computer meno comunista, anche attraverso il sito internet, lo sapete, andate sul sito radiolibertà.net, in alto a destra, dona ora. Date una mano alla nostra radio, perché sapete, non abbiamo sponsor, quei pochi che abbiamo ci danno un po' di ossigeno, ma non basta, l'aria condizionata comincia a mancare, ecco, diciamolo così, anche se questa notte si è dormito bene con le finestre aperte, non so da voi, ma qui al nord, almeno di notte, l'arietta è fresca. Dai, non scherziamo, mi date questo permesso? Mi fate anche per me lo stesso ordine che ha fatto Trump per la Meloni?
Trump, mani sui mondiali, titola oggi il quotidiano Repubblica, che fa pubblicità all'MD, sappiatelo, guarda qui, le finestrelle, MD. Il presidente, sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano. Il calcio europeo contro il numero 1 della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Ed ecco la foto di Donald Trump con il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Chiaramente l'editoriale di Luigi Manconi, un pallone gonfiato, quale fantasia, ma anche l'inviato Tommaso Ciriaco, Meloni non replica le offese ma vedrà Donald stasera ad Ankara, e chiaramente siamo tutti lì incollati alla televisione. Sara Scarafia si occupa del caso del patentino antifascista, signori. Ritirato il patentino antifascista, a più libri più liberi. Nessun patentino antifascista, copyright Giorgia Meloni. Sì, vedrai. Non quest'anno. L'Associazione Italiana Editori fa un passo indietro. Aveva chiesto alle case editrici che volevano prendere uno stand alla Fiera Romana, più libri più liberi, di professarsi antifasciste, firmando un'autocertificazione, ma ieri ha annunciato che tutte le domande sono ammesse, anche quelle di chi si è rifiutato. E ne parla oggi con la coda tra le gambe, il quotidiano Repubblica. C'è poi l'inchiesta svolta sull'attentato a Ranucci, indagato La Vitola e il mandante, e poi naturalmente i treni. Repubblica ne parla ogni giorno. Italia divisa tra lavori e guasti, soprattutto lavori, ce l'ho annunciato già una settimana fa il sottosegretario Alessandro Morelli. Se volete un'Italia più veloce, purtroppo bisogna cambiare dei pezzi, è quello che si sta facendo in queste ore in quel di Firenze. Sono su Repubblica perché ve lo state chiedendo, e avete pazienza un attimo? Volete girare subito su Radio 24? No, dovete stare qua, perché quello che vi leggo io non ve lo leggono su Radio 24, ci faccio su quello che vuoi. Intanto occhio che ritornano i cattocomunisti, che forse non se ne sono mai andati, però forse servirebbero un po' di più al centrodestra in questo momento. Ne ho parlato proprio ieri c'è stata l'applaudita serata per Giorgio Gabbiani, che è nuovamente segretario della Lega nella Betlemme della Lega a Cassano Magnago in provincia di Varese. E durante il congresso il sottoscritto Sammy Varin lo ha detto effettivamente che in questo momento noi siamo un po' la sicurezza degli italiani, siamo la DC, ma in senso buono, di quello che gli italiani facevano negli anni '80, votavano DC per non far andare su i comunisti. Ecco, in questo momento, secondo me, bisogna votare Lega e centrodestra per non far vincere la Schlein, e soprattutto attenzione a Vannacci, perché Vannacci potrebbe veramente far vincere la Schlein senza volerlo, o spostare completamente il baricentro verso destra, dello stesso centrodestra, pericolosamente, perché sta venendo fuori molto lentamente che Vannacci, il generale che piace tantissimo al sottoscritto Sammy Varin, signori, traditore, ma sono innamorato di lui, pare, così iniziano a scrivere parecchi quotidiani, che sia contornato da gente sto campionando, molto fascista, molto a destra, troppo a destra, tra cui molti esaltati. Ho detto pare, ho detto sono sensazioni, inizia a trasparire sui quotidiani. Attenzione a Vannacci, ripeto, con tutto il bene che gli vogliamo, perché è l'unico personaggio che in questo momento ha carisma,
oltre naturalmente a quelli della Lega che già conosciamo, al di fuori della Lega, e prima era dentro pure lui, c'è solo Vannacci. Chiaro che c'è Lupi. A Milano c'è Lupi, signori. A proposito di quei cattolici che non sono comunisti, ma devono essere cattoleghisti, sono decisamente Lupi no, però come sindaco di Milano, altrimenti chi c'è? Lupi. Rimane solo lui a questo punto. Dobbiamo turarci il naso come si faceva un tempo con la DC, turarci il naso e votare DC per non far vincere a Milano uno di sinistra. Ci arriviamo. Intanto, pagina 16 di Repubblica, guarda il titolo: il centro-sinistra ai cattolici, insieme per ridurre i divari. No, non dobbiamo permettere, signori, che questi si becchino i cattolici. All'Istituto Sturzo riunite diverse sigle, dalle ACLI all'Azione Cattolica, il messaggio di Zuppi, Schlein e Conte in platea. Lavoriamo perché si superi una crisi che ci propina un bipolarismo forzato, ha detto Giorgio Vittadini, DCL. Questa legge elettorale è da bocciare nel merito e nel metodo e siamo pronti a protestare, dice Emiliano Manfredonia, presidente ACLI. E insomma si stanno organizzando di nuovo i cattocomunisti. Per fortuna che c'è la Lega. Non c'entra un cacchio con i cattocomunisti, ma a pagina 19 del quotidiano Repubblica oggi comincio la rassegna stampa con una buona notizia, almeno per voi che vedete come unica possibilità per questa Italia dal punto di vista della sicurezza che torni al Ministero dell'Interno un certo Matteo Salvini. Ed ecco qui l'articolo di Gabriella Cerami a pagina 19 di Repubblica. Solo Repubblica scrive questa cosa. Non lo so se dobbiamo tocchiamo che un po' di autoerotismo a quest'ora fa solo che bene. Tocchiamo cosa vogliamo toccare, intanto che Sammy Varin vi legge questo articolo che c'è solo su Repubblica. Piantedosi, idea Europol a ottobre, staffetta con Salvini al Viminale. Ora io non lo so se questo è l'amo al quale Sammy Varin abbocca, probabilmente è così, e io voglio abboccarci, voglio abboccare all'amo di Repubblica, per cui vi leggo ciò che Repubblica oggi, martedì 7 luglio, scrive a pagina 19. Nel governo si discute sul possibile avvicendamento tra Piantedosi e Salvini al Viminale. L'ex prefetto frena, bene se riprende l'Interno, ma nella prossima legislatura. Sentite cosa vi leggo. Dal Viminale all'Europol, liberando una casella cruciale. In ambienti della maggioranza se ne parla con insistenza. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi potrebbe ottenere una poltrona che va oltre i confini italiani. Per lui potrebbero aprirsi le porte dell'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione nelle attività di contrasto, l'Agenzia di Polizia dell'Unione Europea. È solo un'ipotesi che però il governo sta accarezzando. Accarezziamo. Per nulla facile da realizzare, considerato che per il ruolo di direttore esecutivo ci sono già 3 candidature arrivate, una dalla Spagna, una dalla Germania e la terza dalla Lituania. In corsa andrebbe aggiunta quella di Piantedosi. La poltrona è vacante dal 1 maggio e solo per accompagnare questa fase di transizione occupata da Jürgen Ebner, vice direttore esecutivo per la governance. Giorgia Meloni sta valutando e Matteo Salvini scalpita. Chiaramente, signori, non c'è scritto, ma sono notizie non confermate, un retroscena che oggi Repubblica mette in pagina. Salvini scalpita soprattutto dopo l'addio di Roberto Vannacci.
con conseguente scissione di Futuro Nazionale dalla Lega, l'attuale ministro dei trasporti, che parla sempre meno del ponte dello Stretto, sogna di tornare al Viminale e di dare l'annuncio a fine settembre, quando ci sarà il raduno di Pontida, lo sapete, 20 settembre o giù di lì. Dal Dicastero dell'Interno, così ritiene, avrebbe maggiori possibilità per recuperare consensi cavalcando il tema dell'immigrazione, che su ex Sodale gli ha ormai scippato. Ne ha parlato anche con la Premier, interessata a favorire la stabilità della Lega e a evitare l'insidia di Vannacci, togliendogli il terreno più adatto alla sua propaganda e quello che lo fa crescere ormai stabilmente nei sondaggi. Come dimostra l'ultima rilevazione, quella di SVG per la 7, che dà Futuro Nazionale al 6%, con una crescita dello 0,4 in una settimana fa, e la Lega al 5,6%. La preoccupazione c'è, anche se Salvini pubblicamente millanta serenità. Io tanto lavoro da fare che non ho tempo da perdere per contrastare né la Schlein né Vannacci né Conte. Non abbiamo paura di nessuno. Si studiano strategie alternative. Gli ultimi mesi del governo, con un ritorno di Salvini al Viminale, potrebbe essere quelli della prova di forza. Qualche assaggio della rincorsa che il Carroccio ha preso per riacchiappare Vannacci c'è già. Ha presentato un emendamento al decreto legge su giustizia e immigrazione per inserire un permesso di soggiorno a punti per gli stranieri con più di 14 anni. Tra gli obiettivi evidenziati, un'adeguata conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche, nonché della vita civile in Italia. E ragazzi, io aggiungo a questo bell'articolo di Gabriella Cerami che, oltre al permesso appunti, nelle prossime ore sapremo qualche cosa di più. È già anche su un altro argomento importante, la revoca della cittadinanza e soprattutto l'urgenza della revoca della cittadinanza. Lo ricordate? Ne ha parlato proprio ieri il capogruppo della Lega alla Camera. Domani, mercoledì, sapremo se il governo accetta che questa revoca della cittadinanza, il permesso di soggiorno a punti e quelle cose che il Carroccio ha messo sul tavolo ormai da qualche mese, può avere la precedenza su altri atti magari importanti, ma non come questi, visto le robe che stanno accadendo. Che ne pensate? Domani mattina sapremo qualcosa? Se questa revoca della cittadinanza italiana per chi commette gravi reati è possibile farla in poco tempo? Ditemi la vostra al 340-6709-659, signori, perché è arrivato il momento di fare sul serio. Stesso paginone, ma d'altronde siamo su Repubblica, bisogna perdonarla, oltre appunto dell'idea di andare in Europol da parte di Piantedosi a ottobre e fare staffetta con Salvini al Viminale, quindi Matteo Salvini, ministro dell'Interno, da ottobre. Sotto c'è Vannacci, che novità, bolla da 100.000 iscritti, costruttori e piccoli imprenditori, chi c'è nella lista dei finanziatori. Oltre 1 milione di euro dalla quota di iscrizione, sempre naturalmente che siano dati effettivamente giusti, oltre 1 milione di euro dalla quota di iscrizione al nuovo partito, donazioni per 340.000 euro nei primi mesi di vita di Futuro Nazionale, e in questo articolo si fanno anche i nomi degli imprenditori che hanno versato. Io non ve li farò, se volete vi leggete Repubblica, ma ci sono imprenditori sconosciuti a livello nazionale, almeno al sottoscritto, ma che hanno versato, chi 30.000, chi 15.000 euro e chi 45.000 euro al partito di Vannacci. Tutte persone assolutamente oneste e responsabili. Forse un po' meno, e questo non viene citato in questo articolo, alcuni personaggi che ruotano intorno ai club di Vannacci e che stanno
anche un po' facendosi sentire rumorosamente, non sui quotidiani, ma all'interno del partito di Vannacci. Sono i vecchi iscritti al Mondo al Contrario, ma sono soprattutto molto, molto di destra. Eh sì, avremo modo di parlarne. Non ne parla qui Repubblica, ne parlano altri quotidiani e io cosa sono qui a fare? Sono qui per dirvelo. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Non è male come meditazione, mentre va questo pezzo di Marco Traini, pezzo strumentale intitolato Orange Choice, e pensiamo a Matteo Salvini che torna ministro dell'interno. Bravo Marco Traini, lui interpreta con la sua vocalità da tenore pezzi storici della tradizione italiana, ma sul suo canale YouTube troviamo anche questo pezzo strumentale. Marco Traini, musica indipendente, musica sconosciuta, che altrimenti
rimarrebbe chiusa in un cassetto, noi di Radio Libertà ogni mezz'ora inseriamo nella rassegna stampa, la trasmissione più ascoltata di Radio Libertà, un pezzo di voi artisti che me lo fate avere tranquillamente scrivendo a sammy.varin@radiolibertà.net o cercando Sammy Varin sui social e facendomi ascoltare la vostra musica, raccontandomi del vostro libro. Io intervisto anche autori, registi. Oggi, ad esempio, alle 11:10 avremo un autore, un collega giornalista, Matteo Vincenzi, che ha scritto un bellissimo libro che parla della provincia, che parla del territorio, come una canzone degli 883 per dircelo. Ne parliamo più tardi. Intanto WhatsApp, tanti messaggini al 340 6709 659. Ho rilanciato la palla, visto che ci hanno spedito la versione coi sottotitoli in italiano del famoso film, quello censurato in tutta Europa, e adesso avete cominciato a richiedermelo. Richiedetemelo pure, tanto non ve lo mando. Certo che ve lo mando, ci chiamiamo Radio Libertà. Chiaro che prendiamo le distanze da quello che fa questo vendicatore un po' troppo cattivo, però è un allarme che è giusto guardare, sappiatelo. 340 6709 659 se volete il film super censurato che mai uscirà in questo paese, che comunque si trova facilmente su YouTube. Ecco qua, qualcuno dalla Spagna ci fa sapere che lì costa tutto di meno. Vabbè, dai, no, non scherziamo, costa di meno davvero. Qui abbiamo prezzi del diesel 1,379, ragazzi. Noi siamo a ridosso delle 2 euro. Basta, non guardo neanche. In Italia ci vuole un dittatore, punto e basta. Oh, Mattia da Padova si è svegliato allegro questa mattina. Allegher. Buongiorno Sammy, in questi 4 anni di Meloni almeno una cosa si è chiarita, ovvero si è capito questi commentatori da che parte politica stanno. Sono i sinistri, si sono tutti rifugiati nella 7 e alcuni nel cavallo di Troia di Rete 4. Prima di Giorgia erano fluidi, si capiva, non si capiva. Adesso è tutto più chiaro. Tu che ne pensi? È vero Enzo, è vero? Beh, sulla 7 veramente se la suonano e se la cantano vergognosamente, però lo sai quello che guardi, capito? Mentre su Rete 4 a volte c'è il colpo basso che non ti aspetti. Buongiorno. Potresti leggere le balle di ieri sul Corriere di Cremonesi, oppure dei miliardi di litri d'acqua usati e sprecati per l'intelligenza artificiale, oppure il funerale islamico celebrato in chiesa a Torino e del fatto che siamo ricattati da BlackRock. Bravo Marco, grazie per le tue dritte. Effettivamente la mia rassegna stampa dovrebbe durare almeno 2 giorni, è vero? Facciamo anche il permesso punti per italiani. Scommetto che nessuno l'ha letta questa notizia, caro Marco, e invece ti ho fregato. L'ho letta prima e il bello deve ancora venire. Chiaro che devi ascoltare me. Se giri da un'altra parte, non lo so se li ascolti. L'alba del ritorno al Viminale. Scusami, ma questa bisogna trasmetterla, Francesco. Guarda un po' che bello. L'alba del ritorno al Viminale, mi scrive Fausto, che ha filmato per voi l'alba. È il bello di essere in diretta ancora quando è buio, è un piacere incredibile, anche del sottoscritto Sammy Varin. Oggi ero in radio prima delle 5 e devo dirvi, è stata una bella sensazione, anche soltanto per il bel freschino che persino su Milano tira a quell'ora. È vero, si sta bene di notte in questi giorni, spero anche da voi. A Milano si respira. Sto leggendo i vostri messaggi al 340 6709 659. Sammy, togliere la cittadinanza non serve a nulla. Tutti in Albania. Ho capito, Pietro vuole fare per le spicce, c'ha fretta. Finché fate le leggi come quella Cartabia, hai voglia che la gente non voti Vannacci. Questa destra oggi non si sa cosa sia e neanche la Meloni non si sa cosa sia diventata. Parole pesanti, soprattutto per la Meloni, ripeto, alla quale avete dato tanti,
ma tanti voti, ragazzi miei. E adesso la Lega cerca di aggiustare un attimino la situazione. La Lega, che l'avete votata in pochi invece, perché la giostra ha premiato la Meloni questo giro, cerchiamo di aggiustare un po' la mira e soprattutto magari di fare davvero qualche cosa di potente sul fronte sicurezza per gli italiani. È chiaro che se Matteo Salvini tornasse al Viminale, qualcosa di forte si potrebbe fare, come ad esempio quello che vi dicevo, revocare la cittadinanza con permesso a punti, senza punti, vediamo, a chi si macchia di gravi reati, ok? Già sappiamo che questo è possibile per i reati di terrorismo. Il problemino è che molto spesso abbiamo magistrati, giudici, PM che non tirano fuori il terrorismo. Ad esempio quel tipo lì era matto, quello di Modena che ha tirato sotto la gente, era matto, non era terrorismo. E a quel punto bisogna agire in qualche altro modo, ma ci sono parecchi esempi di personaggi che hanno fatto cose molto gravi. L'altro giorno l'accoltellatore a Milano che si è divertito, ma adesso si è già dimenticato che ha dichiarato di essersi divertito dando tante coltellate a uno che manco conosceva. E questi sono personaggi che devono essere espulsi, c'è poco da fare, immediatamente. Ci stiamo lavorando, vediamo se domani, mercoledì, il governo ci darà il permesso di utilizzare l'urgenza per questo provvedimento di revoca della cittadinanza. Secondo voi? Maurizio, come previsto, Papa prevedibile e deludente a Lampedusa. La storiella per i giornalisti, un padre che guarda al mare e aspetta i suoi figli africani. Li prenda lui nella città del Vaticano, ma nessuno oserà farglielo notare. Chiesa che si è venduta all'Islam, altro che Papa innovativo. Amen da Maurizio, amen tutti insieme, anche voi a casa. Ci rituffiamo sui quotidiani, sì, dai, voi continuate a scrivere intanto, 340 6709 659. A proposito del signore che ci ha inviato i prezzi incredibili dei carburanti in Spagna, fortunati gli spagnoli, ecco Repubblica, pagina 27. Carburanti, dove pesa l'aumento, prezzi differenti nella stessa città. Lo sapete, lo sconto sulle accise non c'è più. Devo dire, pensavo peggio. Chiaro che non dovete fare il pieno in autostrada se proprio non siete costretti, ragazzi miei, ma io c'ho sempre la stazione di servizio sull'autostrada Milano-Varese nei pressi di Lainate, storica perché ha il prezzo più alto di tutto il mondo, 2,5 euro, sia benzina che gasolio, quella di Lainate, 2,5 euro. E io passo ogni mattina e vedono tutto tranquillo, non si muove quel prezzo. Ma ripeto, in autostrada ci sono tasse particolari per questi esercenti che si devono rifare alla fine su voi che vi fate il pieno in autostrada. Bravi, ma da quando non ci sono più gli sconti sulle accise si è liberalizzata tanto la situazione, quindi dovete fare un po' più attenzione, non fermatevi nella stessa pompa a pompa, cercate magari di spostarvi in altre meno conosciute ma magari a un prezzo incredibilmente più basso. Ad esempio nelle metropoli, scrive Repubblica, il costo del pieno dipende dalla zona, dalla formula, dalle strategie dei distributori, ma Repubblica ci ricorda che c'è chi specula. Sì, facciamo anche un po' di polemica? La facciamo. Quando il ventaglio di alternative sul mercato è così ampio, scrive oggi Repubblica, il rischio di speculazione sale. In primavera, lo stesso ministro Adolfo Urso aveva parlato di alcuni aumenti anomali, ricorderete, fuori mercato, assicurando che Mister Prezzi, che malinconia, ve lo ricordate? Io no, non ho ancora capito chi sia. Insomma, Mister Prezzi e la Guardia di Finanza sarebbero intervenuti con controlli mirati in caso di speculazioni. Poi
secondo me la situazione si è un attimino sistemata, ma adesso siamo di nuovo lì. L'Unione Nazionale Consumatori avrebbe preferito l'intervento dell'antitrust, scrive Repubblica. Così dicono invece solo aria fritta. Insomma, noi nella nostra umiltà, chiamandoci Radio Libertà, non possiamo che essere per le liberalizzazioni, ma certo, ti amo D'Alema, ti amo Bersani, però ragazzi, non ci facciamo fregare. Quindi se Mr. Prezzi mi sta ascoltando, se qualcuno lo conosce, so che la nostra radio è ascoltata da molti politici e gente insomma che conosce chi conosce, Mr. Prezzi, gli fate uno squillettino, non dico che lo voglio intervistare, però che almeno si dia una svegliata? Punto di domanda. Avanti con i vostri WhatsApp al 340 6709 659, tutto per voi, il commento di ogni notizia che Sammy Varin vi lancia su questi megahertz, anche perché adesso vado su un quotidiano che non visitiamo quasi mai, ma oggi lo vedo molto volentieri, il quotidiano Domani. Trump nato, oggi la resa dei conti, ma lui pensa a truccare il mondiale, titola oggi in prima pagina il Domani. Domani. Putin continua ad attaccare Kiev, la pace si allontana, un altro fallimento del tycoon, Meloni e gli altri membri dell'alleanza d'Ankara per uno dei vertici più tesi e decisivi di sempre. Il presidente però fa pressioni sulla FIFA per cancellare l'espulsione dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nessuna replica, nessuna nota ufficiale né della Premier né del suo partito. È il silenzio la risposta ufficiale di Palazzo Chigi al meme insultante che Donald Trump ha dedicato domenica sera a Giorgia Meloni. In realtà la tensione del governo, così come degli altri alleati, è palpabile in vista dell'imminente vertice NATO di Ankara, che si profila come una vera e propria resa dei conti. Anche se apparentemente non è il primo interesse del tycoon, la sua telefonata per far annullare la squalifica di un giocatore americano ai mondiali ha scatenato una bufera globale, nonché l'ira dell'UEFA, superata la linea rossa. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Domani, anzi Domani, che entra ufficialmente nella nostra rassegna stampa, ma attenzione al riquadro in basso a destra, signori. Il Duce Vannacci e quei comitati dedicati ai gerarchi, signori. Oggi, Domani pubblica la mappa dei gruppi pro generali. Chiaramente non siamo qui ad attaccare il general traditor Vannacci, ma ci mancherebbe altro. Ne siamo innamorati e, come giustamente capita a un innamorato al quale la fidanzata ha fatto le corna, e un pochettino poi siamo interessati di capire con chi va questo ex fidanzato che ci ha fatto le corna. Con chi va adesso Vannacci? Sono a pagina 7 del Domani, l'anima nera dell'ex generale, scrive il quotidiano Domani. I comitati neri di Vannacci intitolati ai gerarchi fascisti. In provincia di Roma c'è l'autonoleggiatore che ha dedicato il team ad Achille Starace. In altri due gruppi celebrati Italo Balbo e il RAS pugliese dietro l'omicidio di un deputato. Vi leggo qualche riga di questo articolone che però mette un po' sul chi va là. Ecco, io voglio bene a Vannacci, voglio bene a voi che avete votato Vannacci. Io per un pelo non l'ho votato perché, essendo un po' vecchio della Lega, ho detto no, io voto la gente che conosco, la gente che è stata sul territorio, la gente della provincia di Varese, di Milano, della Lombardia, eccetera. Molti di voi, lo so benissimo, in buona fede avete votato Vannacci. Con chi è andato adesso Vannacci? Chi c'è intorno a Vannacci? Il viaggio tra i comitati è un ripasso di storia patria, per buona parte collocata nel ventennio nero del secolo scorso, tra ministri, generali, motti e slogan che rievocano gli anni del fascismo. Noi l'abbiamo giustificato tante volte con la 10ª Mas, dicendo ma sì, intendeva la 10ª
Ma adesso si possono sfogare tranquillamente quelli che sono intorno al generale Vannacci, e pare che Vannacci non dica assolutamente nulla. Allora, poco distante dalla capitale, altro comitato, altra rievocazione, il team del Mondo al Contrario di Bracciano, poi confluito nel nuovo partito, è intitolato ad Achille Starace, gerarca segretario del partito fascista Galoppino del Duce. Il comitato è animato sempre da Giovanni Giaquinto, detto Gianni, si presenta così: referente Lazio, Bracciano, imprenditore, ideatore dell'autonoleggio anche senza carta di credito. Sui social alterna pensieri, parole e opere di Vannacci alle offerte di noleggio di macchine per matrimoni, prezzi modici e imperdibili. Già istruttore e formatore dell'esercito italiano, si è impegnato per il partito in ogni modo. Anticipo io il pagamento con la mia carta, potrete poi rimborsarmi tramite ricarica Poste Pay. Ho scritto sui social, pur di incentivare la campagna tesseramenti. Auto di lusso o tessera, Giacinto ha sempre una soluzione: discetta di politica estera con la stessa facilità con cui noleggia bolidi. La Russia di Putin non si arrenderà mai. Al telefono del comitato intestato all'azienda si risponde con la segreteria telefonica: insistiamo, e così ci arriva un messaggio per noleggiare auto, furgoni o minibus, eccetera eccetera. Raccontano tutto quanto di Giacinto. Ma in un'altra regione, stessa storia, Vibo Valencia, il team porta il nome di Luigi Razza, ministro dei lavori pubblici durante il fascismo, al quale nella città calabrese è dedicata una statua inaugurata da Mussolini in persona nel 1939. Anche in questo caso chi anima il team del Mondo al Contrario, il movimento del generale, ha fondato il comitato costituente dei futuristi. Il passato del gruppo racconta l'addio a Salvini e altri voti persi della Lega sulla strada del futurismo. A Cerignola, in Puglia, addirittura il team del Mondo al Contrario è dedicato al fascista Giuseppe Caradonna, RAS, e responsabile politico dell'uccisione del deputato socialista Giuseppe Di Vagno, assassinato a colpi di pistola nel settembre 1921. E poi prosegue l'articolone che quest'oggi campeggia sul quotidiano Domani, articolo di Nello Trocchia. Questo per far capire che, attenzione, è vero, Vannacci rappresenta il nuovo, parla bene, ha dei pensieri molto vicini a quelli della Lega e diciamo che ne ha copiati anche parecchi, ma attenzione perché è circondato da gente non poco affidabile e quelli anche che se ne sono andati dalla Lega, chi si sente meglio, anche più leggera in questo momento, libera da personaggi alquanto particolari, posso dire così, sotto il punto di vista politico, senza offendere nessuno, perché comunque a molti di questi abbiamo e vogliamo tuttora bene, ci abbiamo lavorato insieme, però a quanto pare in fondo non erano della Lega. Chiaro che chiedo a voi ogni pensiero a riguardo, inviatemi il WhatsApp al 340 6709 659, perché tra 10 minuti io li leggo. Intanto sono sul quotidiano Il Giornale, che vi diceva: nato per sfasciare tutto, proprio in apertura, il mondo contro Trump, Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber USA, scoppia la guerra del calcio. E oggi ad Ankara il Red Razionem con i leader europei. Subito sotto la vicenda Conte, che dice: interrogatemi, ma non si dimette dalla commissione. E infatti appena entro sul quotidiano Il Giornale, ecco Trump, tiene la NATO sotto sequestro, ma Rutte lo difende, non spacca nulla, e ti immagini Rutte se non lo difende. Silenzio e irritazione, Meloni teme l'agguato, la rottura è sui soldi in difesa dell'Ucraina. Già, cominciamo a capire, abbiamo fatto qualcosa che non è piaciuto a Trump, che ne dica la sinistra.
È circolata per qualche ora l'ipotesi che oggi Giorgia Meloni potesse decidere di arrivare ad Ankara con più calma, magari in serata, mentre era già in corso la cena offerta dal presidente turco Erdogan ai leader che parteciperanno al summit della NATO che quest'anno si tiene ad Ankara. Un appuntamento a cui la Presidente del Consiglio si presenta dopo i ripetuti affondi di Donald Trump, l'ultimo solo la tarda sera di domenica, quando in un post su Truth il presidente americano ha pubblicato una foto che lo ritrae con la Premier e la scritta "Retraining Order Needed", traducibile con un "serve un ordine restrittivo", è quello che si fa in caso di stalking. Noi mettiamo anche il braccialetto elettronico. Un'aggressione che sfocia nella misoginia e con cui l'inquilino della Casa Bianca vorrebbe lasciare intendere che Meloni lo sta sostanzialmente stalkerando. L'ultimo atto forse di un rapporto che ormai è definitivamente compromesso. Questa volta, a differenza di quanto accaduto dopo il G7 di Evian, la Premier decide però di non rispondere. La linea è quella del silenzio, forse anche per non far trasparire un'irritazione che, per usare un eufemismo, è fortissima. E anche perché di fronte a un presidente americano che ormai fuori controllo, siamo sul Giornale, signori, non su Repubblica, vedi anche l'incredibile scandalo che sta coinvolgendo la FIFA, l'unico modo per non mettersi a suo livello è quello di tacere. Di qui i rumors di una partecipazione più light a un summit che già lo stesso Trump ha completamente depotenziato, un'ipotesi che non pare più essere sul campo, tanto che ora ancora, ieri sera, l'agenda pubblicata sul sito di Palazzo Chigi prevedeva la presenza della Meloni oggi alle 19:15 alla cena. Certo, per la Premier la 2 giorni turca non sarà in discesa, il timore dell'ennesimo agguato da parte di Trump è concreto ed evidente, come pure non sarà facile la gestione dei momenti in cui i due saranno a contatto, nonostante la diplomazia italiana pare si sia mossa per evitarlo. D'altra parte, dopo l'ottimismo certamente eccessivo che aveva seguito la rielezione di Trump e la partecipazione di Meloni all'Inauguration Day a Washington il 20 gennaio 2025, il rapporto si è andato lentamente incrinando. Gli attacchi a Papa Leone sono stati il primo vero punto di svolta, a seguire la guerra dissennata all'Iran. Ieri un'informatissima ricostruzione del Wall Street Journal raccontava riunioni riservate dei leader europei a Bruxelles già da gennaio, decisi a lavorare a una de-americanizzazione dell'Unione Europea sul fronte della dipendenza tecnologica, digitale e commerciale, considerando Trump completamente inaffidabile. E dopo l'attacco all'Iran anche Meloni lo avrebbe definito non ragionevole. D'altra parte, che ai vertici di Fratelli d'Italia la pensino più o meno tutti così da oltre un anno non è un mistero. Ma ad accendere l'ex tycoon sarebbe stata anche la scelta dell'Italia di non aderire al PURL, il programma NATO per l'acquisto di armamenti dall'industria bellica USA da destinare all'Ucraina. Quindi non compriamo armi dagli Stati Uniti. Insomma, non un aiuto paritario, ma un meccanismo a profitto degli USA sarebbe. Per Washington è un danno economico questa scelta dell'Italia di non comprare dagli Stati Uniti, ma anche politico, visto che in questo modo di fatto l'Italia, anche se in parte per ragioni di consenso interno, si allinea all'approccio francese dell'autonomia strategica europea. Il PURL, ha detto ieri il ministro della difesa Crosetto, è un aiuto all'Ucraina. Invece di missili di difesa americani, daremo degli Aster prodotti da MBDA, un'azienda italiana e francese. Dal punto di vista della difesa missilistica di Kiev è lo stesso, ma almeno quei soldi rimarranno all'industria italiana ed europea. Potrebbe essere questo uno sgarro che l'Italia ha deciso di fare all'America che ha fatto arrabbiare Trump? Sicuramente non solo quello, ma si comincia a mettere qualche puntino sulle i. Siamo sul quotidiano Il Giornale, che prosegue naturalmente la storia, alleanza alla prova su spese militari, miliardi per Kiev e disimpegno USA, ma i leader senza un fronte comune.
Si parla dell'esigenza di rispettare gli impegni e far quadrare il bilancio, ma anche del nodo del 5% dei PIL. Siamo a pagina 4 del quotidiano Il Giornale, che poi a pagina 5 chiama Putin e vedrà Zelensky, ma l'asso per Trump è Erdogan, altro paginone sull'incontro di questa sera. Naturalmente non può mancare anche sul quotidiano Il Giornale, ma ne parlano veramente tutti quanti, il caos mondiali, la guerra del calcio, Donald ordina, la FIFA ubbidisce e l'Europa si infuria. Tolta la squalifica al bomberusa Balogun, Infantino si difende, ma la UEFA non ci sta. L'intervento del tycoon in difesa del giocatore. L'arbitro è sospetto, se guardiamo al suo passato, rigettato ricorso del Belgio. Chiaramente, signori, io, ricordate, sono per coltivare pomodori nei campi di calcio, poi decidete voi. Ultima segnalazione che arriva dal Giornale, ma che riguarda tutti, ma dico tutti, i quotidiani, e per me, perdonatemi, è una sofferenza ma anche una vergogna che il governo, ne parlavamo giorni fa con i nostri interlocutori politici, debba pagare intere paginate sui quotidiani per pubblicizzare ciò che sta facendo sul fronte infrastrutture. Guarda questo paginone. Siamo sul quotidiano Il Giornale, signori, per parlare dell'alta velocità Napoli-Bari, per collegare due mari, scaviamo montagne, 50 chilometri di gallerie, 10 viadotti, 2 ore per collegare Napoli e Bari, 3.000 posti di lavoro. E il paginone firmato WeBuild parla delle grandi opere che fanno crescere il paese e creano lavoro, con una bellissima immagine di ciò che si sta erigendo in Italia. E ripeto, per convincere questi giornalisti professionisti di vari quotidiani, bisogna comprarli, non loro naturalmente, ma comprare un intero paginone sul quotidiano in cui loro potrebbero farci l'articolo. Già, potrebbero. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. 030 68 4408 oppure olioacerbis.com. Prenotate per il vostro fabbisogno primavera e estate il nostro olio extravergine di oliva Acerbis. Chi ci conosce già, chi lo usa ormai da anni, sa che è un prodotto molto importante, specialmente a crudo. Un olio che nasce dall'estrazione a freddo di olive italiane certificate all'origine. Imbottigliamo tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda per portare sulla vostra tavola un qualcosa di unico, meraviglioso, straordinario che il mondo ci invidia. Prenotatelo adesso, potete prenotarlo dicendo io ascolto Radio Libertà e questa, fidatevi, una grandissima opportunità per il mese di maggio o per il mese di giugno, perché a luglio noi non garantiamo assolutamente di avere disponibilità. Il prezzo è rimasto quello. Il prezzo è rimasto 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di un olio meraviglioso. Se amate fare la scarpetta, se volete mangiare bene,
State ascoltando un messaggio giusto al momento giusto. 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Oggi abbiamo scelto di non parlare, come la Meloni in attesa del vertice di questa sera. Sì, signori, musica strumentale, questa volta con ADM. Lui è il compositore e musicista Alessio Micci, che si fa chiamare ADM Project. Questa è la sua ultima uscita incentrata sulle atmosfere marine e appunto sul silenzio. Si intitola Vela Bianca. ADM Project, trovate tutto facilmente anche soltanto su YouTube. Con il buongiorno rinnovato, io sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà e la nostra è una rassegna stampa molto speciale perché prevede il vostro apporto minuto per minuto attraverso messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Poi dopo le ore 9 apriremo anche le linee al numero fisso 02 9294 7222, ma vi preannuncio che oggi martedì avremo molto spazio anche nella seconda parte della nostra informazione dalle 11 a mezzogiorno, quindi se non riuscite a entrare in diretta dopo le 9 chiamatemi tra le 11 e mezzogiorno che avremo parecchio spazio per tutti voi. Intanto giro di WhatsApp al 340 6709 659, c'è Graziella che scrive: ciao Sammy, ammetti che Vannacci ha dato uno scossone e ci voleva alla Lega? Ma senti, non lo so se ha dato uno scossone, perché la Lega comunque in questi anni sta lavorando e di brutto. Il problema sono gli alleati, quindi io spero che lo scossone Vannacci lo dia soprattutto agli alleati di centrodestra all'interno della coalizione di governo
che sono quelli che hanno tirato il freno a mano per troppo tempo davanti a quelle che sono state le proposte della Lega, magari un po' troppo forti per loro. E io sono curioso, te l'ho detto, di vedere come finirà domani, visto che la Lega ha chiesto l'urgenza per il provvedimento che revoca la cittadinanza a chi si macchia di gravi reati. Vediamo come si comporta il governo su questo fronte. Sono curiosissimo, davvero, perché se dicesse di no, insomma. La Spagna ha rinnovato le concessioni delle spiagge ai gestori per 75 anni e noi, cara Graziella, lo sai che la Lega è quella che sui balneari veramente ci ha messo la faccia e tutto il resto. Il problema è che passate decine e decine di anni, queste regole europee dopo un po' ti strangolano e devi prendere decisioni. No per Bacco, assolutamente no all'assalto dei francesi per le nostre spiagge. Sei il mio Vangelo e aspetto la tua risposta. Ah, Graziella, io sono veramente un esegeta, no? Sono un predicatore in questo terribile mondo. E aspettiamo e vediamo, e sono sempre ottimista, lo sai. Nel sud è pieno di personaggi di destra, votavano Lega, ora vogliono futuro. Report di giornali di sinistra, chiediamoci perché, la risposta non è difficile. Oddio, senti, sinceramente, se questi che votavano Lega si spostano su futuro, io sono soltanto che contento, nel senso che comunque determinate cose non le puoi far passare nel nostro paese quando tiri fuori appunto personaggi di destra di un passato che ormai non esiste più, vengono rifiutate, non c'è motivo. È come t'ho detto, tirare fuori personaggi ultracomunisti che non c'entrano più con il presente, per cui non so la fortuna che potrebbero avere determinate idee, determinati personaggi. Ti ho detto che non lo so, ma sono ben contento che la Lega si sia liberata di questi personaggi che tiravano l'acqua nel vero senso della parola, cioè proponevano cose che erano soltanto possibili cose dannose per il nostro paese. Grazie mille, mi state ringraziando perché vi sto inviando il film, quello del giustiziere, 340-6709-659, il vigilante che tutti noi vorremmo. No, io non lo vorrei un vigilante così, perché se è vero che si vendica dei soprusi fatti da molti neri nei nostri confronti, musulmani naturalmente, e questo vigilante poi se la prende anche con la polizia e con l'esercito, e questo sinceramente non mi è andato giù, perché la polizia e l'esercito giustamente lo voleva far fuori, dici ma questo va in giro ad ammazzare la gente. Una via di mezzo magari non è possibile, è comunque un film che secondo me va guardato, pur prendendo le distanze, eccetera, ma va guardato. Cosa fanno ad Ankara? Dichiarano guerra alla Russia? Hanno già predetto che in luglio sarebbe successo. Alleluia! Sì, così la Russia bombarda anche l'Italia. Ottimo! Senkun Shah, ragazzi miei, Senkun Shah. E ancora... Non ho più parole e proposte alternative agli abbracci e baci a Zelensky. Dalla reale pace del popolo ucraino non interessa nessuno? Ripeto, solo imprenditori, state lontani dalla bufala ricostruzione. È vero Maurizio, ci siamo un po' cascati in questa bufala ricostruzione, perché potrebbero arrivare tanti soldini, è vero? WhatsApp al 340-6709-659. Qualcuno mi inviava anche la foto di un giornale sportivo, vediamo se riesco a ritrovarlo, eccolo qua. Infantino e Mattarella e Balogun Laminetti, giornalisti sprecati all'agricoltura, scrive Mattia. Facciamola vedere la pagina della Gazzetta dello Sport. Il mondiale preso a calci, titola la Gazzetta dello Sport, lo scandalo del rosso
cancellato. E ripeto, ringraziamo tutti i santi, secondo me, che non ci siamo nei mondiali. Che ne pensate? Mi rituffo, ma solo per un attimo, sul quotidiano Il Giornale, perché giustamente c'è oggi su tutti i quotidiani la finta di Conte che dice: interrogatemi, ma non si dimette dalla commissione. E poi interessante invece a pagina 9 i disastri a sinistra, tutti i danni del reddito grillino, regalati 35 miliardi ai fannulloni. Mentre il campo largo ripensa a questa sciagura assistenzialista, il governo Meloni ha risparmiato risorse con record di occupati. Se ne occupa oggi a pagina 9 il quotidiano Il Giornale con Gianmaria De Francesco. Il campo largo si prepara a sfilare a Napoli domani per il lancio della campagna elettorale e tra i cacicchi in prima fila torna a far capolino un vecchio spettro, il reddito di cittadinanza. La scelta della città partenopea non è casuale. Napoli è stata per anni l'area più alta densità di percettori d'Italia, 13% nazionale, i 2/3 della Campania che pesava per il 20%, e proprio da lì il Movimento 5 Stelle vuole ripartire per rilanciare il sussidio come architrave del programma della coalizione. E qua mi fermo, ragazzi miei, ma interessantissimo da leggere oggi sul quotidiano. Tutti i danni del reddito grillino, regalati 35 miliardi ai fannulloni. Siamo sul quotidiano Il Giornale. Giro di nuovo la pagina e sul fronte sicurezza, pagina 10, Sala scuote il Partito Democratico. Ora servono pene certe. Appello del sindaco di Milano a una sinistra in ritardo. E anche Lepore, sindaco di Bologna, dice: parliamone, ma con i fatti. Attenzione, se la sinistra si occupa di sicurezza è il colmo oppure no? Francesca Neri scrive sul Giornale: ci sono voluti gli accoltellamenti di Milano, le immagini degli agenti circondati da gruppi di maranza al Colosseo. È un'emergenza ormai quotidiana perché anche il centro-sinistra iniziasse a cambiare il passo sulla sicurezza. A segnare la svolta è soprattutto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Io penso che ci sia lo spazio per collaborare, dice riferendosi al governo, spiegando che gli amministratori di centrosinistra sanno che la sicurezza è un tema e che i cittadini chiedono collaborazione. Un'apertura che arriva dopo anni di contrapposizione politica sul tema dell'ordine pubblico, ma è soprattutto un'altra dichiarazione a fotografare il cambio di clima. Ci deve essere certezza della pena, e lo dico da uomo di sinistra. Signori, è Sala che sta parlando. Mamma mia, mi cadono i pantaloni. E cioè non lo dice Sala, lo sto dicendo io, Sammy Varin. E ancora, se non ci sono carceri, bisogna costruirli i carceri. Parole che fino a poco tempo fa sarebbero state difficili da immaginare, pronunciate da uno dei principali sindaci del centro-sinistra, Sala, che però sappiamo abbia origini anche di centrodestra. Pur ribadendo l'importanza della prevenzione e del recupero sociale, Sala riconosce che la risposta dello Stato sul piano repressivo non può essere aggirata. Non è un caso isolato, sentite qua. Pierfrancesco Maiorino, capogruppo del PD Regione Lombardia, fino a pochi mesi fa insisteva sulla necessità di condannare l'uso strumentale delle forze dell'ordine e respingere le bestialità contenute nel decreto sicurezza. Maiorino ricordava che l'altra faccia della medaglia fosse la prevenzione, la coesione sociale, il rafforzamento della scuola. Oggi invece Maiorino a Milano mette al primo posto il presidio del territorio delle forze dell'ordine, la certezza della pena, affiancandovi il potenziamento dei servizi di salute mentale. Il taser è solo come prova, sì. Il riferimento alla prevenzione resta, ma non è più l'unico pilastro del suo ragionamento. Continua ad attaccare il governo per i 500 agenti promessi a Milano e non ancora arrivati, ma il lessico è cambiato. La sicurezza non è più un argomento da lasciare
agli avversari. Lo stesso schema si ritrova nelle parole del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che invita il PD a parlare di sicurezza con i fatti, rivendica la riorganizzazione della polizia locale e chiede nuove risorse per rafforzare le forze dell'ordine, pur precisando di non voler parlare il linguaggio della destra. E si va avanti, con l'articolo a Reggio Emilia e in altre zone, tutti di sinistra che chiedono sicurezza e la mettono in alto in classifica. Qualcosa sta cambiando? Si complicano oppure no le cose dal punto di vista politico? Ditemi la vostra, cosa sta accadendo? 340 67 09 659, anche voi che non avete mai scritto qualcosa a una radio, forse è arrivato il giorno giusto. Ancora sul quotidiano Il Giornale, che oggi si conferma il quotidiano più ricco di emozioni che vi piacciono, che vi interessano, io vi conosco benissimo, cari ascoltatori, è la pagina 11 questa volta che vado a leggervi. Perché? Perché guarda cosa succede in Germania. Corano in facoltà. Ora arriva il corso di teologia islamica, scrive Francesca Galici sul Giornale. La nascita della prima facoltà di teologia islamica all'Università di Münster non è solo un esperimento accademico, ma una pietra miliare che rischia di cambiare profondamente la storia tedesca. È la prima facoltà di questo tipo in tutta l'Europa occidentale e sembra un atto politico con cui la Germania tenta di statalizzare il culto islamico. Non riesco neanche a leggere sta cosa, mi trema il microfono. Tenta di statalizzare il culto islamico per sottrarlo all'influenza delle potenze straniere, equiparando questo nuovo dipartimento alle cattedre cattoliche ed evangeliche. Berlino inserisce a tutti gli effetti l'Islam nel proprio sistema, finanziando con i soldi dei contribuenti la formazione dei futuri imam. È cosa buona o no buona? Chiedo a voi. 340 6709 659, mentre mi vado a schiaffeggiare di là perché notizie del genere non le avevo mai lette in vita mia. Vi passo il Qui Parlamento. Ci colleghiamo con Simonetta Matone per 10 minuti. Qui Parlamento. Buonasera a tutti. Mai titolo di una legge fu più bello e rispondente allo spirito di coloro che l'hanno redatta, studiata e modificata. Mai titolo ha colto la vera essenza di un provvedimento, perché mai nessuno si era soffermato finora sulla ineluttabilità di certi destini, di esistenze segnate dal contesto in cui vivi, dall'aria che respiri, da chi ti fa nascere, ti mantiene, ti educa e in fondo ti ama. Lavorare in contesti criminali combattendoli pone dubbi esistenziali profondi sull'esistenza del libero arbitrio, sulla facoltà di autodeterminarsi, sulla possibilità di scegliere il proprio destino. Se è vero che l'ambiente di provenienza è il punto da cui partiamo e ci segna nel nostro cammino di cittadini, nel bene e nel male, altrettanto determinante è ciò che noi vogliamo essere. Questo però non vale per tutti. Ci sono contesti criminali dove questa possibilità di scelta non c'è, dove i valori che vengono trasmessi sono quelli della violenza e della sopraffazione, dove candidamente, e lo dico per esperienza personale, si risponde al pubblico ministero o al giudice che ti sta interrogando perché è arrestato in flagranza di reato, se minorenne. Ovviamente non dirò a quale gruppo appartenevano coloro che mi rispondevano così per evitare i soliti schiamazzi che si scatenano in questa aula ogni volta che sfioro questo tema, quindi con accuse di razzismo e quant'altro e non di concretezza. La risposta che questi ragazzi davano era: stavo lavorando. Alla domanda perché non vai a scuola, la risposta era:
perché devo lavorare. Lavorare vuol dire rubare, perché si è stato insegnato quello e soltanto quello. Ora noi dobbiamo dire grazie al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in anni lontani, che avendo a che fare con i figli della 'ndrangheta si lanciò in questa avventura. Questo accadeva tantissimi anni fa e io ricordo un importante convegno a Reggio Calabria sul tema, dove fui invitata come esperta in limitazioni della responsabilità genitoriale per bambini e ragazzi obbligati dal contesto criminale rom. Bambini e ragazzi con decine e decine di precedenti per furti in appartamento, furti con destrezza. Non occorrevano indagini particolari per capire che non erano liberi di scegliere, ma condannati dai genitori e dai modelli di riferimento ad una scelta obbligata. Quella volta confrontammo il tipo di interventi ed il nucleo centrale era quello che all'epoca si chiamava potestà genitoriale e dal 2014 fortunatamente si chiama responsabilità genitoriale. Una volta tanto un cambio di definizione non orrendo e cacofonico, non una A al posto di una O, ma un cambio sostanziale dalla potestà, e cioè dal potere e dal possesso, alla responsabilità, ai doveri nell'interesse del figlio. I modelli educativi criminali sono diversi a seconda delle organizzazioni, ma al fondo hanno un unico comune denominatore: non hai scelta. Io a questo proposito vorrei ricordare il suicidio di Rita Adria, che il 26 luglio del 92 si è lanciata dal 7° piano di un palazzo una settimana dopo l'attentato di Via D'Amelio contro Paolo Borsellino. Rita era nata in un contesto mafioso e a soli 17 anni da minorenne decise di collaborare con la giustizia. Ripudiata dalla madre, dalla sua famiglia, dalla comunità, viveva a Roma sotto falso nome. Sopraffatta dal dolore per la perdita di chi la chiamava Apicciridda, dalla solitudine e dall'angoscia, si è uccisa, lasciando un diario che si conclude con: la mafia siamo noi ed è il nostro modo sbagliato di comportarci. Vorrei ricordare Lia Garofalo, testimone di giustizia calabrese, rapita a Milano il 24 novembre 2009, torturata e uccisa. Il suo corpo venne poi bruciato. Divenne testimone di giustizia per garantire un futuro diverso a Denise e fu attirata in una trappola proprio perché la ingannarono dicendo che le avrebbero parlato della bambina, permettendole di rivederla. Rita e Lia scelsero destini diversi e pagarono con la vita. Con questa legge invece siamo noi Stato che scegliamo per loro. Qual è la filosofia di intervento? Censurare i modelli educativi mafiosi in senso lato, come si censurano le condotte dei genitori maltrattanti, intervenendo con misure civili di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale e con provvedimenti emessi caso per caso e per periodi determinati. Il range di intervento è molto ampio, si tratta di minorenni o giovani adulti che versano in una situazione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica, in quanto vittime di organizzazioni criminali o a causa del contesto familiare in cui sono inseriti, perché non si è soltanto vittime in senso proprio, si è anche vittime in quanto spettatori passivi oppure educati in una maniera non consona. In particolare ci riferiamo a contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope o nell'ambito di associazioni criminali che pongono in essere nei confronti di questi soggetti minorenni condotte di istigazione a commettere reati o sfruttamento dei relativi proventi. Il punto di partenza è il ruolo condizionante delle famiglie in contesti criminali strutturati e organizzati gerarchicamente.
Tali contesti possono essere tranquillamente in senso tecnico definiti maltrattanti perché portatori di un imprinting antisociale che viene inoculato e imposto come stile di vita fin da piccoli. Il concetto di vittima di un'associazione criminale è stato giustamente esteso ai modelli educativi, lo dicevo prima, vi sono forme subdole di obbligo, quali il considerare normali scelte criminali. Ricordo per tutti l'assoluta normalità dei figli di boss famosissimi che si sono offerti alle telecamere per essere intervistati o la corrispondenza di Matteo Messina Denaro con le donne della sua vita che gli erano rimaste accanto, ma facevano addirittura le maestre elementari, insegnando ai bambini. Vi è quindi un doppio binario in questa legge per i figli nati e cresciuti in questi contesti criminali e in favore dei quali, dai magistrati, siano stati emessi provvedimenti ex 330 e 333, cioè decadenza e sospensione della responsabilità. E gli articoli 25 e seguenti della legge del 34, istitutiva del Tribunale per i minorenni. Qui voglio fare una breve digressione perché fu l'istituzione del Tribunale per i minorenni, voluta in epoca, tra virgolette, fascista, perché storicamente era così, che creò la figura dei minori irregolari per condotta e per carattere, che sono quei soggetti nei confronti dei quali tu non puoi imporre la sanzione penale perché non c'è un reato, non puoi censurare i genitori, ma hanno comunque delle condotte dissonanti. Questo articolo è stato addirittura rinvigorito dalle scelte legislative successive e fortunatamente non è stato mai abrogato. E questa legge si riferisce anche a soggetti infra 25 anni che possono essere stati già oggetto di provvedimenti di decadenza oppure di provvedimenti di natura amministrativa come quella che vi ho, come dire, per così dire, spiegato e che manifestino però volontariamente la volontà di allontanarsi insieme al minorenne. Ora ometto l'analisi delle misure di protezione perché sono assolutamente descritte. Le misure sono molto simili a quelle per i collaboratori di giustizia, ma non si sovrappongono. E centrale, qui è un'altra cosa importante, diventa il ruolo del procuratore della Repubblica per i minorenni che ascolta i soggetti, istruisce la pratica, formula la richiesta e la manda ad un comitato istituito presso il Dipartimento di Giustizia minorile. Concludo dicendo che la mafia, la camorra, l''ndrangheta, le organizzazioni criminali si combattono in tanti modi. Finalmente la combattiamo anche togliendo la linfa vitale alle famiglie. I figli che educati male e cresciuti peggio saranno finalmente e veramente liberi di scegliere. Buonasera. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He
turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Gotta take the light to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I guess the rain's down in Africa. Gonna take some time to do the things we never did. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Gonna take the light to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I guess the rain's down in Africa. We're gonna take some time to do the things we never Ogni tanto qualche classico ci vuole, ragazzi. Africa dei Toto fa bene alla salute, d'altronde ci siamo in Africa, non so se l'avete capito. Ci siamo, ma per fortuna, signori, e quando c'è il caldo, quello giusto in certe zone del nostro bellissimo paese, i frutti sono eccezionali. Certo, ce ne sono pochi. Arriva poco prodotto, quello genuino, quello fatto come una volta, quello italiano, rispetto a quello che arriva dal resto, stavo dicendo dell'Africa, e più o meno ci siamo. Insomma, avete capito di cosa vi sto parlando? Già, dell'olio extravergine di oliva di Alberto Acerbis, ciao! Buongiorno a te, ciao Sammy, un saluto agli ascoltatori, grande offerta questa mattina, dico subito che questa offerta inizia oggi e finisce a mezzogiorno perché è un'offerta pazzesca, capirete subito il perché. Buongiorno ascoltatori, ascoltatrici e buongiorno quelli che in quel momento qua ci stanno ascoltando per la prima volta. Allora, due prodotti straordinari. Unici, uno è il nostro olio, il primo novello etichetta nera, l'olio da usare a crudo, si può usare in cucina, ma sapete che c'è un tipo di olio, generalmente si chiama per noi il primo novello etichetta nera, ed è un olio da usare a crudo, quello della scarpetta, quello dell'insalatina, quello della mozzarella, quello dell'estate. E c'è il tonno, olio e tonno è un connubio vincente. Sono alla base il pesce e l'olio extravergine di oliva della nostra dieta mediterranea con la pasta. Quindi attenti all'offerta. Ripeto, a mezzogiorno si chiude perché è un'offerta pazzesca. Questa offerta può essere prenotata, uno dice ma devo andare in vacanza, sto via, come faccio? Anche per il mese di settembre. Siccome noi qua sulle sponde del lago di Garda imbottigliamo solo su ordinazione per darvi un prodotto sempre fresco, come avere il frantoio sotto casa, potete chiamare adesso questo numero 030 68 40 408 030 68 40 408, seguirci su olioacerbis.com, TikTok Alberto Acerbis, Instagram, Facebook, ci siamo dappertutto, ma il contatto, io sono qua stamattina con voi per le vostre informazioni, è sempre molto importante. L'offerta è questa qui. Allora, 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, un olio fuori di testa, un olio pazzesco, un nutraceutico, più 6 scatole di tonno di Sicilia contrada San Cusumano, pinna gialla, una roba fuori di testa, non è quel tonno che tu apri e dopo un po' che lo guardi diventa verde.
un tonno di altissima qualità. Andate chi ha il nostro catalogo a vedere il catalogo. Insomma, per farla breve, per Stranger, attenti. Non sto scherzando, ma Acerbi scherza sempre, lui gli piace. No, non scherzo. 55 euro, 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, ok? 6 scatolette di tonno, mangiate qualcosa di straordinario, roba fresca per l'estate, a casa vostra, e fino alle ore 12 non pagate il trasporto. Te capite, Sammy? Cioè, lo portiamo a casa, lo vuoi ai piani, lo vuoi in cantina, lo vuoi sul balconcino, lo vuoi nella verandina, il corriere arriva, ti chiamiamo il giorno prima, ti informiamo che stiamo arrivando, perché acquistare dall'azienda Cerbis, chi lo fa da 35 anni, sa che deve essere una bellissima esperienza da ripetersi. 030 68 40 408, il primo novello etichetta nera. Io dico adesso via le telefonate, prenotatelo. Chi molte volte succede, ahimè, sono da sola, siamo in 2, 6 bottiglie sono troppe, capisco, per noi non cambia, non abbiamo mai inseguito la quantità, non ce ne frega niente della quantità, la quantità lasciamo fare gli altri. Noi vi diamo 3 bottiglie di 1 litro di un olio che è meraviglioso, il primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo. Occhio, perché ve lo fanno sparire i nipoti, i figli, l'amica, il cugino, l'amante, il prete e il preosto. Quindi 030 68 40 408. È un'offerta che non c'è sul nostro sito perché vogliamo accontentare primis gli amici di Radio Libertà. Chiamate subito, 55 euro, e non c'è neanche il trasporto fino alle ore 12. Vi voglio bene, buona estate, buona musica, buona informazione in alto i cuori. Ci sentiamo alla prossima. Ok? Grazie Alberto Acerbis. Ciao a voi, un abbraccione. Un abbraccione, buona giornata e buon olio extravergine di oliva. Fateci un pensierino, soprattutto voi che decidete di farvi il weekendino fuori porta, portando giustamente la roba da casa, una bella insalata, anche per un picnic. Beh, insomma, condirla con l'olio Acerbis è tutta un'altra cosa. 030 68 40 408. E intanto sono le 9:10, il buongiorno si sente dal Varin, ci sono io ogni mattina tra le 7:30 e le 9:30 a fare una particolarissima rassegna stampa con il vostro contributo al 340 6709 659, ma mi troverete anche la mattina dalle 11 alle 12 con la seconda parte del nostro contatto, e quest'oggi cercheremo anche di sentire le vostre voci al numero fisso 029294 7222, quindi dopo le 11 ricordate potete intervenire in diretta. Intanto però prima di rituffarci nei quotidiani, un po' di WhatsApp arrivati questa mattina. Visto che con i musulmani non ha funzionato, ora la sinistra si butta sulla sicurezza. E non lo so, capire un attimo, perché non sono sicuro che ancora con i musulmani non abbia funzionato. Il partito musulmano, sicuramente ormai nato, si deve alleare per forza con qualcuno, così come i fascisti di Vannacci devono fare lo stesso? Punto di domanda. Mamma mia, come penso male questa mattina. Quei sindaci di sinistra inizino a dare i taser ai vigili partendo da Sala, Lepore. Bravo ascoltatore, ascoltatrice, perché ancora sui taser si preoccupano più di come si devono comportare i vigili in caso di controlli a coloro che hanno cambiato sesso. Sembra incredibile questa cosa. Sul taser, ma hanno detto sì, lo proviamo, però vediamo. Lo proviamo, però vediamo. La gente come Sala, che nasce a destra e va a sinistra e che parla di sicurezza quando per lui il problema è una percezione, mi fa schifo. Silvio da Torino, Sala uguale Salis uguale non vi dico. Buongiorno Sammy, ti devo fare un complimento per come con entusiasmo riesci a condurre, diceva, la tua rassegna stampa, anche a condire in effetti. È un
un lavoro difficile perché non tutti arrivano a capire che anche tu potresti avere delle giornate in cui faresti volentieri altro per 1000 ragioni, e quindi lo sforzo per lasciare da parte certi pensieri, certe fatiche nel tuo caso diventa enorme. Bravo, buona giornata Mauro, questa è una piccola coroncina di spine naturalmente che mi metto sulla testa senza voler imitare nessuno, però te l'ho detto, è l'ottimismo che contraddistingue un po' ognuno di noi e deve cercare di uscire un po' più spesso. Ecco, non dico che voglio fare l'esempio per tutti voi, ci mancherebbe altro, però cercare di guardare l'orizzonte con un po' più di ottimismo. Io poi la metto sulla politica perché, lo sapete, casualmente voto Lega dal 1987 e quindi l'ottimismo ce l'ho, l'Albertino da Giussano non lo tolgo e non lo toglierò neanche da morto, capito? Solo la Lega ha determinate cose sul tavolo che quotidianamente fa vedere dicendo: questi sono i nostri principi. Poi ci sono quelli che ti imitano, ti clonano, ti fotocopiano e cercano di emularti, ma io preferisco l'originale, quindi l'idea non si cambia, capito? Poi certamente siamo un partito in estinzione per qualcuno, certo, peccato che siamo il partito anche più vecchio, quello che non ha mai cambiato nome, non ha mai cambiato nulla. Certo, ci siamo un po' rimodernati, ci mancherebbe, questa radio non si chiama più Radio Padania Libera, ma si chiama Radio Libertà, ma come potete vedere il piede nel passato ce l'abbiamo e come, e soprattutto non vorrei dire, non vorrei dare, ma sta ritornando moltissimo la Lega di un tempo. Ve ne siete accorti? Siete andati a guardare la festa della Lega che c'è stata in provincia di Alessandria, la bandiera della Nord, Lega Nord Piemonte, e non soltanto lì. Sono cose che ci sono sempre state, ma i giornalisti ben pensanti se ne sono accorti adesso che la Lega ama e difende il territorio. Poi chiaro, i principi della Lega si sono allargati a livello nazionale, perché il buon governo della Lega è giusto che trovi spazio anche in altre zone, però il nord è quello che tira la baracca e questo non lo dobbiamo dimenticare. Grazie Mauro comunque della gentilezza e grazie soprattutto a voi, perché siete voi quelli che date la forza al sottoscritto Sammy Varin di svegliarsi ogni mattina prima delle 5 e di essere qua a sfogliare quotidiani che molto spesso ti prendono soltanto a sberle, dobbiamo dirlo chiaramente, ti prendono a noi della Lega, ci prendono, ma anche a voi che non votate semplicemente Partito Democratico e che siete sintonizzati però qui su Radio Libertà per un buon motivo, perché non volete sentire le solite fregnacce. Posso essere sincero? Ditemi che non è per questo. È per questo che vi siete sintonizzati su Radio Libertà. Non volete ascoltare le solite fregnacce, punto. È questo, io sto ben attento a non dirvi, a non raccontarvi le solite fregnacce, punto. Dove vado? Vado sul quotidiano Il Giornale. Perché? Perché c'è ancora qualche cosa di carino. A pagina 12, ieri ne ha parlata in prima pagina Sole 24 Ore, ma anche oggi se ne parla su tutti i giornali, i governatori più amati in Italia. De Caro, Stefani, Fedriga, delusione della Salis, solo 33esimo. Sì, 33esima la Salis a Genova, flop della sindaca di Genova. Prima è Funaro, gli amministratori leghisti brillano nel nord-est. Michel Dessy, oggi sul quotidiano Il Giornale, ma anche su altri quotidiani. Le elezioni si vincono con le campagne elettorali, il consenso si costruisce governando. Questa è la lezione più evidente che emerge dalla Governance Pool 2026 del Sole 24 Ore, una classifica che misura il gradimento dei presidenti di regione e sindaci. Il dato più significativo riguarda il centrodestra,
in particolare la Lega di Matteo Salvini, sul podio dei governatori alle spalle del primo classificato PD Antonio De Caro con il 66%, ci sono il giovane Alberto Stefani 65% e Massimo Fedriga 64%. Siamo praticamente appaiati a De Caro, che non capisco cosa ci faccia là. Due storie diverse accomunate da un elemento, il buon governo. Fedriga è ormai una certezza, il presidente del Friuli Venezia Giulia occupa stabilmente le prime posizioni delle classifiche sul gradimento. Significativo è il secondo posto di Alberto Stefani, chiamato a raccogliere l'eredità tutt'altro che semplice di Luca Zaia alla guida del Veneto. Chissà cosa farà Luca Zaia, ce lo stiamo chiedendo tutti, ma debutta direttamente ai vertici della classifica nazionale. È il bravo Stefani, diventato governatore della regione Veneto. Un segnale politico tutt'altro che banale. Il marchio amministrativo costruito dalla Lega continua a essere premiato. A sottolinearlo anche il ministro Roberto Calderoli, soddisfatto per i 3 leghisti nei primi 6 posti della classifica. Attilio Fontana, capo della Lombardia, si classifica al 6° posto con il 57%. Roberto Chiuto, presidente della Calabria, si conferma uno dei governatori più amati dai suoi cittadini, insieme ad Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte. Entrambi i forzisti sono al 60%, in quarta posizione. Così, se il centrodestra può leggere i dati come una conferma, il centrosinistra deve interrogarsi, soprattutto guardando a Genova. Silvia Salis, che era stata presentata come il volto nuovo destinato a cambiare il destino della sinistra italiana, è stata punita dai dati impietosi. E pensare che la sua vittoria alle comunali era stata raccontata come l'inizio di una nuova stagione, per molti dirigenti progressisti avrebbe dovuto rappresentare il modello da esportare nelle grandi città e, perché no, anche a Palazzo Chigi. Le aspettative erano enormi, proprio per questo suo debutto nel governance pool pesa politicamente più del semplice numero. Con il 55% di gradimento è al 33° posto ed è lontana dai vertici della classifica. Salis non ottiene quell'investitura popolare che molti nel suo stesso campo davano quasi per scontata. Qua mi fermo, ma l'articolo è interessante e prosegue quest'oggi a pagina 12 del quotidiano Il Giornale. Ultimissima segnalazione dal giornale, la pagina 25. Si parla di nuove strategie e in questo caso della regione Lombardia. Con le ZIS, la regione Lombardia accelera sulla politica industriale. Le ZIS sono le zone di innovazione e sviluppo, uno strumento per valorizzare gli ecosistemi territoriali e metterli in sinergia. Le ZIS. Regista dell'operazione è l'assessore lombardo allo sviluppo economico, il leghista Guido Guidesi, convinto che le ZIS serviranno da un lato ad attrarre investimenti e competenze a far emergere nuove progettualità innovative, dall'altro potranno diventare motore di sviluppo per i territori, favorendo la nascita di nuove imprese, il consolidamento di quelle esistenti, la creazione di occupazione qualificata e rafforzando i processi di internazionalizzazione delle filiere produttive sia in entrata che in uscita. L'articolo lo trovate quest'oggi a pagina 25 del quotidiano Il Giornale. C'è tempo per il tempo? Sì che c'è tempo, dai. SOS Polizia, titola oggi Il Tempo. Dopo che la magistratura è arrivata a chiedere l'arresto di un agente a Torino, ci scrive un poliziotto serio e civilissimo e chiede al governo dotazioni di armi non letali, manganelli, proiettili di gomma, spray più efficaci. Obiettivo: tenere a distanza e dissuadere i facinorosi. SOS Polizia, titolo principale interessante in prima pagina sul Tempo, con l'annuncio di Salvini. In arrivo 15.000 nuovi gilet antiproiettile e antilama per gli agenti. Subito
Entriamo all'interno del quotidiano Il Tempo ed eccolo qua, ci scrive l'agente X, l'appello di un poliziotto al governo, armi non letali più efficaci, spray e manganelli per tenere a distanza i facinorosi. Servono dotazioni simili a quelle garantite alla polizia degli USA e degli altri stati europei. Oggi Il Tempo pubblica la lettera di questo agente X. Ma subito in taglio basso, l'esecutivo. La Lega a Genova raccoglie le firme per introdurre la pistola a impulsi elettrici. In arrivo 15 gilet antilama, l'annuncio del vice premier Salvini. Da ieri 15.000 nuovi gilet tattici antilama e antiproiettile per gli agenti della Polizia di Stato. Dopo taser, bodycam e tutela legale e processuale, un altro impegno per la sicurezza delle nostre forze dell'ordine. A ricordarlo il vice premier Matteo Salvini attraverso un post: investire nella sicurezza di donne e uomini in divisa, evidenzia, significa investire nella sicurezza di tutti. Avanti così. Una politica d'altronde dimostrata dal Carroccio con i fatti, dopo il via libera definitivo arrivato dal Consiglio Comunale di Milano all'introduzione del taser per gli agenti della locale. Anche a Genova la Lega si sta mobilitando per nuovi strumenti tesi a contrastare la criminalità. A partire dalle 17 di mercoledì, in via 20 settembre a Genova, il partito avente come simbolo Alberto da Giussano sarà impegnato con una serie di banchetti informativi per raccogliere le firme dei cittadini a sostegno dell'introduzione della pistola a impulsi elettrici tra le dotazioni degli agenti del corpo di polizia locale. Così scrive la sezione di Genova della Lega, puntando il dito contro la decisione dell'assessora sicurezza e polizia locale Arianna Viscogliosi di sospendere la sperimentazione della dotazione del taser. La mobilitazione, si legge nella nota, fa seguito alla mozione già ufficialmente depositata e finalizzata a riavviare l'iter della sperimentazione. Così possiamo dotare finalmente gli operatori di uno strumento fondamentale di deterrenza. I nostri agenti si trovano ogni giorno in prima linea a gestire situazioni di grave rischio, degrado, criminalità diffusa nei quartieri, dalle zone della Movida al centro storico e non solo. Privarli di strumenti adeguati di contenimento significa lasciarli maggiormente esposti alle aggressioni. Così il quotidiano Il Tempo, che prosegue a pagina 3 con la descrizione, il racconto di quello che il governo ha già fatto sul fronte sicurezza. Oggi Il Tempo è molto interessante per questi paginoni. Organici potenziati, zone rosse e più tutele, i primi risultati concreti dell'azione di Piantedosi. Dall'ottobre del 2022 ad oggi, quei provvedimenti che la sinistra ha sistematicamente contrastato. Ed è interessante come adesso la sinistra, avete sentito prima, pare che ci stia ripensando. Attenzione a pagina 12. L'iniziativa dell'Istituto Friedman, rischio influenza dei fratelli musulmani. Attenzione, l'influenza non è una malattia in questo caso, ma è qualcosa di molto più grave. Oggi alla Camera una conferenza inserata alla firma di un memorandum. Oggi, presso la Sala Salvadori della Camera dei Deputati, si tiene il convegno Integrazione, le implicazioni della presenza dei fratelli musulmani in Europa. Crisi del modello europeo. Quali prospettive per il futuro? Un convegno promosso dal Dipartimento Integrazione delle Comunità Straniere della Lega, guidato dall'onorevole Suad Sbai, che spesso sentiamo su queste frequenze, in collaborazione con l'Istituto Milton Friedman, che dirige con il professor Peirone, e Trend Global Group, importante think tank degli Emirati Arabi Uniti. Un articolo di Alessandro Bertoldi, appunto, che fa parte di questa coalizione di lavoro. L'evento affronta temi come il ruolo delle reti dei fratelli musulmani all'interno delle comunità musulmane europee, il loro impatto sul processo di integrazione e le possibili derive del modello europeo di convivenza, nonché i rischi terroristici. In un momento in cui diversi paesi riflettono su divieti nei confronti dell'Islam politico, controlli e ridefinizione delle politiche di integrazione,
L'evento romano assume un valore importante. Nei mesi scorsi proprio il quotidiano Il Tempo si è distinto per questa battaglia e per la chiara richiesta di messa al bando del movimento che anima l'Islam politico e rappresenta l'anticamera del terrorismo. Anche per questo la moderazione è stata affidata al direttore del Tempo, Daniele Capezzone. A introdurre i lavori, come vi dicevo, l'onorevole Suad Sbai della Lega. Oggi Camera dei Deputati, il convegno integrazione, le implicazioni della presenza dei fratelli musulmani in Europa. Un convegno che magari avremo modo di riproporvi nelle ore successive. Giro di nuovo la pagina, ma sto per andarmene, siamo alle 9:27 e giustamente facciamo anche un giro sul quotidiano La Stampa, che apre con Trump, i timori di Meloni, è tutto quanto incentrato su quello che avverrà questa sera al vertice di Ankara, la famosa cena delle 19:15, ci sarà la Meloni, non ci sarà, ma c'è Tajani a pagina 3, direi che è importante, questo abbiamo, non risponderemo più a Donald, i fondi safe, c'è tempo fino a fine anno, scrive Antonio Tajani, intervistato oggi a pagina 3 del quotidiano La Stampa. Il ministro degli esteri dichiara: per l'Unione una capacità di difesa autonoma è sempre più urgente. E ancora, il presidente degli Stati Uniti ama le provocazioni, non replichiamo per non alimentare polemiche tra alleati. La diplomazia non si discosta da questi valori, il dialogo tra me e il segretario di Stato Rubio non si è mai interrotto. E ancora, Putin alza i toni perché è in difficoltà, pensava di vincere la guerra in 3 giorni e invece l'Ucraina ha tenuto. Io non partecipo all'inseguimento di Vannacci, non siamo il centrodestra, noi scusa, non siamo al centrodestra, è un lapsus freudiano, noi siamo il centrodestra, dice il ministro degli esteri Tajani, io mi occupo del paese, paginone sul quotidiano La Stampa, intervistato da Tajani. E a pagina 5, intervistato alla Stampa, va bene, quando parlo di Tajani non capisco più nulla, veramente. A pagina 5, altro argomento di cui vi ho già accennato, il no alle armi USA per Kiev è tra le ragioni dell'attacco. Ora Giorgia teme l'agguato. In questo nodo PURL dietro le liti e il timore che il tycoon mostri i messaggi privati. Chiaramente un retroscena di Ilario Lombardo, Francesco Malfetano, oggi a pagina 5 del quotidiano La Stampa, per cercare una ragione, dunque un metodo nella ferocia delle decisioni di Donald Trump contro Giorgia Meloni. Bisogna leggere con attenzione cosa diceva ieri il ministro della difesa Guido Crosetto. A Kiev non do i missili di difesa americani, ma darò gli Aster che sono prodotti da MBDA, che è un'azienda italiana e francese. Dal punto di vista della difesa missilistica dell'Ucraina è lo stesso, ma almeno quei soldi rimarranno all'industria italiana ed europea e agli operai italiani ed europei. Qua mi fermo, ma l'articolone prosegue oggi sul quotidiano La Stampa e ci dà modo di capire qualcosa di più su questo possibile dissidio, vedi, incazzatura di Trump verso il paese. Bernard Guetta, subito il premio Nobel a Lampedusa, vergognose le leggi UE sui migranti, signori, parla l'europarlamentare francese, se non vogliamo immigrati facciamo più figli, non diventiamo l'America di oggi, pagina 11 del quotidiano La Stampa, ma d'altronde anche Zucchero Fornaciari, che noi amiamo, dice premio Nobel, diamolo all'isola, certo non a Trump. Su qualcosa potremmo pure essere d'accordo, darlo all'isola di Lampedusa al premio Nobel, che ne pensate? 340-6709-659. Chiudo parlandovi della nascita della rete sovranista, la chiama così il quotidiano La Stampa, Rai Italiana, si chiama così, per ora è un cantiere aperto, ma da ottobre sul canale 57 arriveranno nuovi programmi che saranno programmi territoriali.
interessante. Rai sovranista. Tan ta ta tan. Ultimissima segnalazione, poi me ne vado, sempre a pagina, sempre sulla Stampa, ma pagina 23. Carino l'articolo di Laura Berlinghieri e Max Cassani. Niente costumi e sandali da spiaggia. La montagna si ribella ai cafoni, e la foto naturalmente di turiste in scarpe da ginnastica e pantaloncini corti sul ghiacciaio del gigante Monte Bianco. Sono lì in tenuta estiva. Sappiatelo, da Cortina a Courmayeur fino a Gressonei, nuove misure contro maleducazione e overtourism. Niente costumi e sandali da spiaggia, la montagna si ribella ai cafoni. E anch'io mi ribello, mollandovi così, certo, al proseguo delle trasmissioni della nostra emittente, tra poco l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi Giulio Cainarca, e ancora alle ore 11 ritorna Sammy Varin con Potere al Popolo, con i vostri messaggi arrivati al 340 6709 659, ma oggi aprirò anche le linee allo 02 9294 7222. A dopo. Avete ascoltato la rassegna stampa.